Salve, sono a Stroppare di Pozzonovo, provincia, la campagna fra Padova e Rovigo, e volevo farvi vedere una cosa. Alle mie spalle vedete un vigneto, e se vi faccio vedere su questo argine, vedete lo sbalzo fra l'argine e il vigneto. Questa è una zona, è una cosa molto tipica della zona del Rodigino, ma anche del territorio della Bassa Padovana. Ecco, quando ero giovane a scuola mi colpì molto il fatto che mi spiegavano come gli olandesi avessero creato con i polder territorio rubato al mare. Ecco, trovavo questa cosa un'opera eccezionale dell'uomo, cioè il fatto che una popolazione, scusate, bonificando il mare, bonificando con una tecnologia di rubare territori, lo trasformasse addirittura in territorio agricolo. Bene, quello che non sapevo, che ho scoperto dopo, e non sapevo perché la cultura veneta viene completamente calpestata, denigrata, è che i veneti facevano quelle cose già centinaia di anni prima degli olandesi, e quello che avete di fronte dietro alle mie spalle è proprio uno di questi appezzamenti. Pensate che nel 1500 la Repubblica Veneta ha spostato il Po, ma dovete pensare che il Po, essendo che ha un delta molto ampio, si è sempre spostato nel suo alveo. Addirittura possiamo dire che tutta la pianura padana è un alveo del Po che si è sedimentato. Dovete pensare per esempio che ecco, vedete l'operosità dei veneti. Dovete pensare che per esempio Adria è la città, che qui sarà a circa 50 km da dove mi trovo, è la città che ha dato il nome all'Adriatico, perché era un importante porto dell'Adriatico, il più importante evidentemente, dove si univano le civiltà etrusche, venete, i popoli germanici, i greci. Noi veneti esistevamo prima dei greci addirittura, tanto da avere una città veneta, Adria, che attraverso i fiumi comunicava non solo attraverso l'Adige, l'Adese, l'Adeste, si chiama Este, la città che appunto prende il nome da Adige. Adige deriva dal venetico adisere, Adese si dice ancora tuttora Adese. Adisere in venetico significa il fiume, proprio il fiume dei Veneti. Quindi ecco, tutto questo è quello che la Corte Costituzionale non ha voluto, ha detto che non esiste, non ci è stato spiegato a scuola, non ci viene spiegato a scuola, ci vengono spiegati i polder olandesi, e bastava che la Regione Veneto il 20 di marzo avesse detto questo o altro per fare in maniera che il Veneto di oggi e tutte le Venezie venissero legalmente trattate e gestite come il Sudtirolo, con la Convenzione Quadro per le minoranze nazionali. Telefonate pure in regione, ringraziateli di questa loro grande collaborazione con l'occupazione illegale razzista italiana. Loris Palmerini, sito www.palmerini.net.